questa è nuova, no? Fino al 31 da giugno qua a Trieste. Mio? Il primo graduato, no, il compare è là, ora c'è, non sto parlando. Allora, primo graduato te lo dico, primo graduato, no, del capo, sì, ok. Pileti per Pileti, Pileti, vai, vai. Va bene. Viene maggiore Flavio, un soggetto l'altro si chiama Noi andiamo nell'altra. Io sono in diretta e quindi mi guardo. buona scortatura. Vuoi da un like verso la diretta. C'è più astri qui. Aspetta, non è tutto qua. Stai già trasmettendo? Io so. No, io sono ancora a campana da vedere.
Non è un problema mio. Poi dopo, una volta cominciato, prima dei vanetti, si sposta da. Grandissimo. Buonasera. Contentissimo di vedere. Buon compleanno! Grazie carissima. Tu pensa, io ho detto alla Sara, no, non è Sara, perché non è abituata a vederti con i capelli raccolti, capito? Fai sport al tuo, che quando sei vecchio che scatta le foto. Ma chi è che andava più piano al cammino? Lui ha fatto gli anni, Io Ha fatto sono 20 anni entrato... nuovi, 20 anni nuovi. Però sono sudatissima perché abbiamo fatto una... Siamo appena arrivati. Bene, bene. Siamo Allora, arrivati e stavo abbiamo... giusto dicendo, chi farà le forme? Cioè, Ci sta Cecilia che... Poi nel pezzo di quelli del mondo non Con la divisa storica. Saluto il vero fotografo. Cecilia ci ha detto dove sta? Io sono stufa di Parliamo dell'orecchio all'editore. Non ne parliamo perché ci sta quella di Nico della mostra. Stendiamo un velo pietoso. Oddio, sei in pausa, in pausa. Non regna, non regna. Io detto, vogliamo o fuori? No, era live. No, Enrico sta nella dobbiamo provare tutto quanto la tribuna perché comunque domani c'è
Diamo una mano Ah, il papà! Ciao, ciao. Buonasera, Saverio. Ah, finalmente? Passerò. Mo c'è una brutta figura. No, così voi potete stare. Scusa, che cazzo Sì, ci abbiamo fatto il cambio comando? Mi ricordo. A meno che non si Matteo? Va bene, è stato un piacere avervi conosciuto, ma ci vediamo vicino, tante stagioni, fino a domenica, facciamo bene. Va bene. Pronto? Ah, bravo,
Il link che le porta là, perfetto. Grazie mille, generosissimo, grazie. Porco. Guarda, si gira dall'altra parte,
Signori, buonasera. Invito la fanfara a prendere posto e agli altri a prepararsi. Grazie. Signore e signori, autorità militari e civili, Bersaglieri Italia, buonasera. Dopo 18 anni il raduno nazionale dei bersaglieri torna in terra friulana, un ritorno profondamente voluto, un ritorno carico di memoria, di identità, di significato. 3 sono le ragioni che mi hanno ispirato il ritorno, 3 motivi uniti da un unico principio: onorare e ricordare, per non dimenticare. Il primo pensiero è rivolto al 50° anniversario del tragico terremoto del 6 maggio 1976, che colpì duramente il Friuli e in particolare le comunità di Gemona, Osoppo e Venzola. Una tragedia immane, di migliaia di vittime e feriti, oltre 100.000 sfollati, 18.000 abitazioni distrutte, 75.000 cavalieri danneggiati, una ferita profonda nella storia della regione e dell'intera nazione. Il secondo pensiero è dedicato ai bersaglieri del Pordenonese, tra i primi ad intervenire in soccorso della popolazione colpita. Nella notte del sisma, verso le ore 23, 2 autocolonne partirono dalla caserma Mantelli di Pordenone, raggiungendo per prime Gemona e Osoppo. Da quel momento i bersaglieri operarono senza sosta nella gestione dell'emergenza, accanto alla popolazione, contribuendo con disciplina, spirito di sacrificio e senso del dovere alla ricostruzione del territorio friulano. Il terzo pensiero è rivolto al grande cuore di Lignano Sappiadoro e della sua gente, che accolsero e ospitarono numerose famiglie terremotate, offrendo sostegno, solidarietà e speranza in uno dei momenti più difficili della nostra storia. L'impatto della tragedia superò il Friuli e i confini nazionali. La risposta di solidarietà arrivò da tutta Italia e da molte nazioni del mondo. Ed è proprio da questo spirito di fratellanza che nasce la volontà di conferire al 73° raduno nazionale dei bersaglieri una dimensione internazionale. Il comitato organizzatore, comandato dalla Presidenza nazionale, ha inteso dare vita a un evento unico nel suo genere. Il tutto realizzato in stretta collaborazione con il Comune di Lignano Sappiadoro e con la Regione Friuli Venezia Giulia. Desideriamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento allo Stato Maggiore dell'Esercito, al Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia, al Comando della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, al Comando Brigata Alpina Giulia, al Comando Brigata Corazzata Ariete, all'11° Reggimento Bersaglieri.
per il sostegno, la vicinanza istituzionale e la collaborazione offerta alla realizzazione del raduno. Un particolare ringraziamento va inoltre al Comune di Lignano, all'ospitalità del villaggio della Italia e alla preziosa collaborazione di Lisa Geste Lignano. È un raduno di memoria, è un raduno di riconoscenza, è un raduno di orgoglio bersagliesco, per ricordare chi ha sofferto, per onorare chi ha servito, per trasmettere alle nuove generazioni i valori di solidarietà, coraggio e amore per la patria. Viva i bersaglieri, viva il Friuli Venezia Giulia, viva l'Italia! Il concerto di questa sera vede sullo stesso palcoscenico le fanfare della Giulia, della Cavalleria Apostolo del Friuli e della fanfara dell'11° Reggimento Bersaglieri, per ricordare tutti i reparti intervenuti nei soccorsi dopo il 6 maggio 1976, carristi, genieri, vigili del fuoco, trasmettitori, scout. E presentiamo ora la fanfara 11° Bersaglieri. La fanfara del Bersaglieri è un complesso musicale formato esclusivamente da ottori che per potenza di timbro, brio e maneggevolezza sono adatti a essere suonati a passo di corsa. Nasce insieme al Corpo dei Bersaglieri il 18 giugno 1836. 13 trombette per compagnia che in inquadramento in battaglia avevano una posizione e un compito ben preciso. Marciavano in testa, con la carabina sulla spalla, tenendo nella destra corni da caccia, suonavano una marcia allegra, vivace, con la quale incitavano a correre sempre più veloce e a spazzare via dalla mente e dal corpo i momenti di stanchezza, tale da far venire voglia di correre anche agli sciancati. Attualmente composta esclusivamente da militari professionisti con incarico di musicante. Annovera nel proprio repertorio marce militari, canti tipici della tradizione bersaglieresca e numerosi brani di vari generi di musica nazionale ed internazionale, che stasera avremo il piacere e l'onore di ascoltare, arrangiati per questa particolare formazione di strumenti a fiato, direttamente da alcuni componenti del complesso musicale. È diretta dal primo graduato Benedetto Filetti. Il primo brano è il più antico e conosciuto fra le marce bersagliesche. Si identifica con la fanfara stessa e costituisce il classico suono con cui si annunciano i fatti più noti. Compositore della musica fu uno dei primi trombettieri dei bersaglieri, che la suonava di istinto, e il motivo fu ben presto conosciuto in tutta Italia. Signore e signori, Flip Flop.
Ogni momento della vita di Enrico Totti, a cui il prossimo brano è dedicato, trova corrispondenza in una precisa scelta musicale, che ne racchiude simbolicamente il significato. Dal titolo alla chiosa, con evidente circolarità tematica, ritroviamo la citazione che racchiude il messaggio più importante della vicenda di Enrico Totti, l'immortalità delle sue gesta. Il testo è stato scritto dal primo graduato Benedetto Fileti, la musica è stata composta da Cosimo Salvelli. Signore e signori, ecco a voi Non moro io. E ora sveliamo qualcosa di inaspettato nel mondo bersagliesco. I suonatori delle fanfare sono sempre stati musicisti completi e poliedrici. Durante il tempo libero, nelle camerate, si sono sempre divertiti a giocare con strumenti non prettamente da fanfara, suonando brani popolari della musica della propria epoca. Questa tradizione continua ancora oggi e questa sera abbiamo voluto portare fuori dalla caserma questi divertimenti musicali. Scopriamo quindi come si può trasformare una fanfara. E cominciamo con un brano dedicato a Michael Jackson, il re del pop, considerato uno degli artisti musicali più influenti del XX e XXI secolo, per merito del suo contributo nel mondo della musica, della danza, della moda e dello spettacolo. La fanfara suonerà un tributo in cui sono presenti 4 brani tra i più conosciuti: Thriller, Billie Jean, Beat It e Smooth Criminal. Buon ascolto con The Best of Michael Jackson.
del travolgente brano I Tre Puntini, una delle composizioni più celebri e apprezzate di Nunzio Ortolano, scritta originariamente per banda e percussioni. Il titolo richiama i puntini di sospensione che simboleggiano un'interruzione, un'attesa, o qualcosa che non viene detto esplicitamente, lasciando all'ascoltatore il compito di immaginare la conclusione del discorso musicale. Il solo di tromba verrà eseguito dal graduato Alessandro Pacelli. Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo eclettico della fanfara, con un brano che oltre alla batteria incalzante vedrà anche gli ottoni e lo strumento d'eccellenza del rock, la chitarra elettrica. Il prossimo brano è un medley di Santana, un viaggio musicale intenso e coinvolgente attraverso alcune delle pagine più celebri del repertorio del grande chitarrista messicano. Moonflower, Oye Como Va, Europa, Smooth, un percorso sonoro ricco di energia, passione e suggestione latina. La parte solista sarà eseguita dal primo graduato Benedetto Fileti, che lascerà la bacchetta per imbracciare la chitarra.
Bene, chiamo ora a raggiungerci la seconda compagine della fanfara di Pozzuolo. Volete un bis? Lo potete concedere? Allora salutiamo la fanfara dell'11° Bersaglieri e diamo il benvenuto Diamo il benvenuto quindi alla fanfara di Pozzuolo. La fanfara di Pozzuolo venne costituita nel 1992 dalle disciolte fanfare regimentali di cavalleria
delle quali ne è portatrice di valori e tradizioni. Collabora attivamente con il Conservatorio Tartini di Trieste. Attualmente è composto da sottufficiali, graduati e volontari in ferma prefissata, tutti con incarico di musicante. La fanfara resta un'uniforme storica risalente a fine Ottocento, di colore turchese scuro con il ballo giallo, colore del reggimento Genova Cavalleria 4, reparto più antico e decorato della brigata. E sul capo indossa il caratteristico elmo dei dragoni e della cavalleria di Limina. Nel recente passato si è esibita al cospetto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. Ha peraltro ricevuto numerosi riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale, come la cittadinanza onoraria di Vincennes e Tiro, cittadinanza benemerita della città di Pozzuolo del Friuli e il premio internazionale per la musica da parte dell'Opera Principessa di Piemonte. Attualmente è diretta dal sergente maggiore Cosimo Taurisano. Quello che abbiamo ascoltato è il primo brano, Principe Eugenio. Eugenio di Savoia, noto come Principe Eugenio, è stato generale italiano al servizio del Sacro Romano Impero, noto come il grande capitano per le sue imprese e soprattutto per la battaglia di Belgrado del 1771. Gli venne dedicata la canzone Principe Eugenio, nobile e cavaliere, divenuto poi marcia di ordinanza dell'arma di cavalleria. Ed ora ascolteremo tra poco un omaggio al Friuli. Con il prossimo brano la fanfara di Pozzuolo vuole rendere omaggio al Friuli, regione che ha vissuto momenti di grande dolore e resilienza a causa del devastante terremoto del 1976. Per farlo hanno creato un medley che unisce due opere straordinarie, Shine on the Crazy Diamond dei Pink Floyd e Suspir de l'Anima, una preghiera friulana che esprime il dolore e la sofferenza del popolo friulano, ma anche affidandosi alla Madonna
ritrova la forza e la speranza di ricostruzione. Le parole evocano un senso di comunità e unità, sottolineando come anche nei momenti più bui la fede e il sostegno reciproco possano illuminare il cammino. Alla chitarra solista il graduato aiutante Claudio De Martinis.
Se posso, spiego perché il brano di Pink Floyd, rubo un secondo soltanto. Per chi è nato, cioè chi è nato e chi ha vissuto quel periodo lo saprà già benissimo, ma si narra, cioè non è che si narra, è la realtà, che un giovane ragazzo di 20 anni, quella sera, alle ore 9:04, stava facendo una pratica che in genere si usava fare, cioè quella di travasare una musica in vinile sulla videocassetta per poi portarla in macchina. Ed era proprio questo brano di Pink Floyd. Cosa è successo poi? In quel momento, mentre registrava questo brano, accadde l'inaspettato, cioè il terremoto. E il terremoto, quei momenti vennero incisi sulla videocassetta. Ed allora quella è stata la testimonianza più viva e più reale di quei momenti particolari per Friuli. Ecco perché abbiamo deciso di dedicare quel brano con questa preghiera. Grazie ancora per averci ascoltato con noi. Grazie. Ora è il momento di passare a alla galoppa è una composizione frizzante, brillante, che incarna perfettamente lo spirito della festa, eleganza e vitalità di questa serata speciale. Il galoppo, danza veloce e vivace, nata nelle sale da ballo nel XIX secolo, era spesso scelta per aprire le serate mondane con un tocco di entusiasmo travolgente. Allo xilofono solista il graduato scelto Pierluigi Corvalla.
musica popolare degli anni 30, caratterizzata da influenze brasiliane, in particolare dalla samba. Il brano, con il suo spirito dinamico e gioioso, è diventato un'icona del periodo, rappresentando non solo l'influenza della musica latina sulla cultura statunitense, ma anche un esempio di come il cinema e la musica possono unire culture diverse, creando un linguaggio universale che ancora oggi affascina e incanta il pubblico. Signori, alla tuba solista il graduato Daniele Spano con Carioca.
La Campania è la regione che ospita la brigata Bersaglieri Garibaldi e con il prossimo brano vogliamo omaggiare la ricca tradizione musicale di questa regione. Il brano si propone come simbolo di unità e orgoglio, rafforzando il legame tra passato e presente, unendo generazioni diverse sotto il segno della cultura, un po' come nelle migliori tradizioni dei raduni bersagliereschi. Invitiamo il pubblico ad accompagnare le conosciutissime melodie con il battito delle mani. Signori, Totò!
l'uscita della fanfara di Pozzuolo con un altro grande applauso. La musica davvero non ha confini e ce l'hanno raccontato molto bene. Notte di penne, lance e piume, questo è il titolo di questa serata. Questo gran concerto è stato scelto non soltanto per evocare la tradizione militare italiana, ma per raccontarne l'anima più profonda attraverso la musica. Le penne, come richiamano gli alpini, custodi di sacrificio, appartenenza e memoria. Le lance rappresentano la cavalleria, simbolo di coraggio, onore e slancio. Le piume identificano i bersaglieri, emblema di velocità, ardore, spirito nazionale. 3 simboli, 3 storie gloriose dell'esercito italiano. 3 identità diverse unite negli stessi valori di servizio che quel tragico maggio del 1976 permise di agire insieme, animati dallo stesso sentimento di fratellanza e appartenenza. Questo concerto vuole rendere omaggio anche a chi è accanto ai bersaglieri, ha aiutato e sostenuto il popolo friulano. Non soltanto un'esibizione musicale, ma un momento di fratellanza, di memoria e di orgoglio collettivo. E a questo punto accogliamo con un altro applauso la fanfara della Brigata Alpina Iulia. La fanfara nasce nel 1967 dall'unione delle disciolte fanfare regimentali del 3° Reggimento Artiglieria da Montagna e dall'8° Reggimento Alpini. La formazione è composta di strumenti a fiato e percussioni e rientra a pieno titolo tra le bande musicali dell'esercito italiano. Tra le principali attività si annoverano la partecipazione a cerimonie istituzionali, civili e militari. E tra le esibizioni ricordiamo quella tenutasi alla presenza di Sua Santità Papa Francesco in Vaticano, nonché le numerose occasioni in cui la fanfara ha reso onore alle più alte cariche dello Stato. Numerose le esibizioni in diversi paesi europei, tra cui Austria, Germania, Belgio, Lituania, Ungheria e Slovenia. Attualmente è diretta dal sergente maggiore capo Flavio Mercorini.
l'inno degli alpini, nella trascrizione curata dal graduato capo Antonio Tomai Pitini. Nella versione originale voluta dal suo autore, Eugenio Palazzi, musicista e capitano di fanteria durante la Prima Guerra Mondiale. Palazzi compose il celebre inno che tutti noi conosciamo, ispirandosi a una canzonetta francese e dedicandolo originariamente al battaglione alpino sud. Con il prossimo brano in programma si vuole rappresentare la straordinaria possibilità espressiva della banda, una delle formazioni musicali più complete e versatili in assoluto. First Suite for Band, commissionata nel 1974 da Lee Holmes, composta da Alfred Reed, compositore statunitense tra i più prolifici. La suite che stiamo per ascoltare è composta da 4 movimenti. Il primo movimento è marcia, dal carattere teso, dissonante e incalzante. Il secondo movimento, melody, si articola su una linea melodica orecchiabile e calma, in netto contrasto con il successivo terzo movimento, rap, uno scherzo leggero basato su ritmi e motivi rap. Per concludere il quarto movimento, galop, un autentico galoppo da circo americano, che ripercorre e conclude l'intera opera musicale. La fanfara della Brigata Alpina Libia esegue The First Suite for Band.
E ora un omaggio in musica alla terra friulana. Il Friuli è memoria, sacrificio, resilienza. È il simbolo di un popolo che non si è mai arreso, che ha saputo rialzarsi conservando intatti i propri valori, la propria identità e il profondo senso della comunità. A questa terra, la fanfara Giulia dedica uno dei suoi canti più rappresentativi. Composto nel 1918 dal friulano Arturo Zardini, il brano racchiude nostalgia, amore per la propria terra e dolore per la lontananza. Eseguito per la prima volta in Friuli nel 1920, questo canto è divenuto negli anni voce dell'anima friulana, una preghiera popolare, intensa e commovente, capace di raccontare insieme sofferenza, memoria e speranza. Signore e signori, di Arturo Zardini, Speruti Salvinis.
chiedete bis. Bis, siamo pronti. Ne abbiamo ascoltati, chiedo scusa, ne abbiamo ascoltati 2, quindi ci siamo preparati dietro le quinte. Quindi bis te lo concediamo. Non ve lo presentiamo perché bis non si presenta. Però è qualcosa di eccezionale. Godetevelo, grazie dell'invito. Grazie per averci ospitato anche a noi al PIN, quindi ancora buona serata e buon ascolto. L'approvato è il graduato Capo Giuseppe Pollino. Allora, grazie alla brigata alpina Giulia, vorrebbe essere attento. Allora, no, adesso vi invito a rimanere e invito a raggiungerci tutti gli altri componenti delle due fanfare che abbiamo ascoltato prima. Ci raggiungono perché tra poco assisteremo a qualcosa di straordinario, di raro, ma di estremamente affascinante.
E mentre i musicisti si accomodano, io vorrei invitare qui il generale Pino Iacca, perché credo che ci sia una piccola sorpresa. Buonasera, generale. Ho bisogno di un rinforzo e qui ci deve essere Nicola, il nostro presidente nazionale dell'Associazione Bersaglieri, il generale del Corpo d'Armata Nicola Serra. Sarò breve. Questa sera si è realizzato un sogno che avevo avuto sempre. E forse c'è un il vizio è quello di cercare sempre di condividere quello che di bello può circondarmi, condividerlo con tutti. E in particolare con queste 3 perle delle forze armate italiane, dell'esercito italiano, alpini, cavalieri e bersaglieri. Tutti accomunati da una storia unica, piena di eroi, tutti accomunati con le loro tradizioni, ma tutti accomunati da un stesso ideale, un ideale che io chiamo Italia. E se questi ideali permarranno, certamente non avremo paura di niente. Io vi ringrazio e vorrei anche, scusate, forse è l'ultima volta che posso approfittare, se i 3 capi fanfara vengono un attimino qua. Abbiamo fatto un piccolo omaggio che spero possa incarnare questo momento, tutti i significati di questo momento. In bronzo è ritratto una fotografia che parla del terremoto, da solo dice cos'è il terremoto. Vede dei soldati che stanno lavorando. Traduco, i cavalieri regalano dei CD che hanno inciso al generale Iacca. E allora un piccolo ricordo, poi quando ho finito do la parola al nostro Presidente.
Sì. Grazie. No, a parte gli scherzi, noi cavalieri non lo siamo, ma facciamo un gesto anche da cavalieri, anche noi abbiamo portato un pensierino, abbiamo pensato anche io, la mia fanfara, mi permetto di dire così, sia capimusica e tutto il resto, però se qualcuno mi aiuta, ce la faccio, grazie. Allora, benedetto, ci siamo conosciuti da poco, noi come fanfara Giulia vogliamo donare, se lo apri, la dedica che è uguale, qua con dei scimini, ci conosciamo da tanto tempo, se lo aprite noi teniamo sempre il nostro quadretto ormai, Valore Alpino, il nostro inno, l'inno delle truppe alpine, meglio conosciuto come 33, ma dal titolo Valore Alpino. C'è Eugenio Palazzi, lo spartito originale e le parole originali. Valore Alpino penso che dice tutto, nella dedica ne leggo una velocemente, ma agli amici del Bersagliero Cavalieri che sia con profonda stima e amicizia, i vostri valori sono anche i nostri, la fanfara Giulia. Mi permetto di fare un nome, davvero, comandante della fanfara Giulia. Grazie a voi dell'invito e ancora grazie. Penso che ci sia una spiegazione. Ricambio logicamente il gesto anch'io ai nostri amici cavalieri alpini, con cui è sempre un piacere condividere la musica e le emozioni in una serata come questa. Volevo farvi un omaggio del nostro del reggimento. Facciamo la foto. Grazie ragazzi, grazie a tutti i musicisti qua sul palco questa sera. Procediamo veloci. Adesso chiaramente non posso non fare questo presente al nostro Presidente. Grazie Nicola, questo è per te. No, è qua. Bene, volevo semplicemente adesso mandare un ricordo anche ai comandanti che hanno consentito e hanno accettato questo invito, quindi non tutti sono potuti venire, però c'è sempre qualcuno. Allora, in primis vediamo se c'è mi pare che sia il vice comandante della brigata Pozzuolo del Friuli. Questo porta pure alla brigata che ecco, allora andiamo a capo fanfara della Giulia. Ok, dove è il capo fanfara? Ecco, questo qui lo porti al tuo comandante. Ok, grazie a te. Il nostro comandante di reggimento, 11°, e mi fai la cortesia, presenti questo qui al comandante di brigata, ok? Grazie ancora. E adesso andiamo con Giortissimo, la nostra sindaca che rappresenta tutta Milano e l'accoglienza che abbiamo avuto da Milano. Poi trovi questa figura e vedi cosa c'è. Alla sorpresa.
Buonasera a tutti, benvenuti a Lignano Sabbia d'Oro. Io voglio rivolgervi due parole perché mi è stato insegnato ancora quando ero bambina che le fanfare sicuramente dettavano il passo, ma sostenevano anche la morale dei soldati, così come i canti degli alpini. Stasera mi avete dimostrato che siete stati capaci di evolvervi musicalmente, facendo vostre anche delle musiche che non sono nate o non sono state scritte proprio per i vostri strumenti, il che rende il fatto, le vostre esibizioni ancora più preziose. E quindi veramente complimenti, siete, in alcuni contesti si può dire che siete diventati veramente delle orchestre, quindi onore al merito anche da questo punto di vista. Però devo dire che le vostre divise e quello che rappresentano è un valore culturale e storico che va conservato nel tempo. Non smettete di farlo perché veramente rappresentano tutto quello che chi vi ha preceduto ha fatto a costo della propria vita. E questo va ricordato, è giusto che anche le generazioni future lo ricordino. Siete testimoni di questo e continuate a portarlo ovunque andrete. Grazie. La signora Ada, aspettiamo la signora Ada. La signora Ada è la direttrice di questa città. E basta soltanto guardarla e ci risolve tutti i problemi. Grazie a nome di tutti quanti noi. Grazie. A te, Nicola. No, io volevo approfittare della presenza della signora Ada che guardando le situazioni risolve i problemi. Ce ne abbiamo alcuni, poi le chiedo di dare uno sguardo così. Si può scherzare in questo posto? Sì, si può scherzare. Grazie a lei, grazie alla signora Sindaco, grazie ai comandanti che sono venuti questa sera, ma soprattutto anche grazie alla classe dell'11° che si è portato, ma soprattutto grazie a voi ragazzi. Scusate, tu che sei cavaliere, quindi questo. Grazie a voi perché avete dato veramente una dimostrazione di professionalità. L'avete sentita la nostra sindaca? Sì, avete suonato dei pezzi che, lo so, state soffrendo per il caldo, pure io. È così. Però il caldo come il sole faccia i piedi. Non so se mi sono spiegato. Resistete un altro 30 secondi. Stavo dicendo, effettivamente è così. Avete fatto dei pezzi che non ci si aspettava. Con la batteria, con la chitarra, eccetera, eccetera. Qualcuno potrebbe pur torcere il naso. No, io volevo sentire proprio a te. E invece no, questa è una dimostrazione di professionalità, perché noi stasera abbiamo sentito non le note musiche militari, ma anche qualcosa di diverso, che sottolinea che cosa? E l'esercito è cambiato. L'esercito sta cambiando. L'esercito è professionale ed l'esercito è professionale anche in questo. E stasera avete anche dato un'altra dimostrazione in questo momento, è una dimostrazione di unità tutti quanti noi. E quindi io ringrazio i vostri maestri, che sono diventati maestri. Sono diventati maestri, non ti mettere in mezzo pure tu, sempre in mezzo. Non ti mettere sempre in mezzo. Fategli un applauso voi dell'11°, la classe. Però io mi permetto perché siamo veramente amici, ci conosciamo da ragazzi. Ringrazio tutti quanti voi ed è solamente l'inizio, perché da domani mattina prendiamo un altro passo e ci ritroveremo in giro. Grazie a tutti quanti e mi sembra che c'è una sorpresa finale e chi la dirige? Ok.
E un applauso al nostro presentatore, glielo vogliamo fare. Grazie e a domani. Allora, le sorprese, come diceva il generale, non finiscono qui. Adesso ascolteremo a fanfare riunite i bersaglieri di Edoardo Boccalari, l'elaborazione per organico moderno e della maestra Antonella Frattolillo, dedicata al primo maresciallo luogotenente, già capofanfara dell'11° reggimento, Antonio Miele, diretta dal capofanfara dell'11° reggimento bersaglieri, primo graduato Benedetto Finetti. Ed ora 4 maggio di Fulvio Cr. È stata scritta per commemorare la giornata in cui fu costituito ufficialmente l'esercito italiano, diventandone la marcia d'ordinanza. Dirige il capo musica della fanfara di brigata di cavalleria di Pozzuolo del Friuli, sergente maggiore Cosimo Taurisano.
A conclusione di questa serata memorabile per molti di noi, con grande emozione presento il Canto degli Italiani di Michele Novaro, parole di Goffredo Mameli. Vi invitiamo ad ascoltarlo e a cantarlo tutti insieme. Dirige il capo musica della fanfara della Brigata Umbria, sergente maggiore capo Flavio Mercorio.